La nostra felicità sta nei legami che riusciamo a costruire. Quando i legami familiari non funzionano, la famiglia può diventare un inferno, ma attraverso i legami della famiglia molto spesso ogni persona ottiene la sua realizzazione e riesce poi a diventare costruttore di società. La famiglia come luogo di crescita personale e collettiva, messa in continua discussione dai cambiamenti della società, ma una delle realtà in grado di generare futuro. Su questo, sulle strade che oggi si aprono davanti alle relazioni familiari, si è incentrato il convegno promosso a Chiavari dal Consultorio Familiare Diocesano in occasione dei 35 anni di attività. E la fiducia, ha spiegato nel suo intervento il presidente del CISF, il legame che rende solida una famiglia. Quella promessa di futuro fatta tra due persone deve essere incondizionata. Se messa davanti a vincoli o distinguo, per forza di cose rischia di venire meno. Proprio in questo affidarsi reciprocamente sta la bellezza e la possibilità della famiglia, nel pensare che che l'altro si può far carico di te e tu ti puoi far carico dell'altro. Se la coppia funziona così, allora la famiglia può anche attraversare le tempeste della vita. E sono proprio i cambiamenti, le difficoltà economiche, lavorative o personali, i fattori che il più delle volte mettono in crisi le relazioni familiari. In alcuni soggetti, poi, quasi sempre di sesso maschile, queste fanno insorgere comportamenti che sfociano in violenze e soprusi. Una ventina nel Tigullio i soggetti che ogni anno sono seguiti dal consultorio per affrontare e risolvere questi problemi. L'autore è una persona, quindi l'uomo, che ha avuto esperienze anche all'interno della propria famiglia d'origine di vissuti subiti, di violenza e maltrattamento, quindi in qualche modo impara questo stile disadattato di comportamento e tende un po' a riproporlo poi all'interno delle relazioni di coppia. E quando la crisi irrompe in una famiglia tutto non è perduto, le relazioni ferite possono essere curate a patto di non idealizzare chi abbiamo davanti e mettere in conto la possibilità dello sbaglio ma anche del perdono reciproco. Accetto che tu possa sbagliare, includo la possibilità dell'errore nella esperienza della relazione, perché idealizzare le persone non è un regalo, perché prima o poi ci deluderanno. Rendere l'errore una parte più possibile delle nostre relazioni ci apre a una visione più realistica.